Buongiorno, sì, e dai vari comuni ci sono già i primi risultati. Ad Agna, ad esempio, Gianluca Piva si sta per riconfermare sindaco. Poi abbiamo Arre, dove c'era un unico candidato, Micheletto Baldo, che nel 66-80% è passato. A Bagnoli di Sopra Roberto Milano va verso la riconferma. A Baone Francesco Corso è in netto vantaggio. A Battaglia Terme l'uscente Momolo è in vantaggio. Alberto Stefani ha vinto a Borgoricco. A Carceri Tiberio Businato, unico candidato sindaco, ha vinto. Poi andiamo a Casale di Scodosia, dove c'erano alcune perplessità riguardo schede bianche e nulle, ma Stefano Farinazzo si è comunque aggiudicato il posto di sindaco. Cervarese Santa Croce è andata a Campagnolo, unico candidato sindaco. Bolis si è ricandidato a Carmignano di Brenta. A Curtarolo ha vinto Martina Rocchio. A Correzzola Mauro Fecchio, unico candidato, ha vinto. A Legnaro Vincenzo Danieletto è in netto vantaggio. A Massanzago Filippo Bovo è in vantaggio. A Masi ha vinto la sfida Cosimo Galassini, unico candidato. Primo Magri a Piacenza d'Adige ha vinto, unico candidato. Polverare Alice Bulgarello ha vinto. Ponte San Nicolò Martino Schiavon ha vinto. Matteo Chiodin, per quanto riguarda Ponso, è diventato il nuovo sindaco. A Ponte Longo Roberto Franco. Poi c'è una sfida in corso a Saccolongo, dove Elisa Maggiolo, sindaco uscente, è quasi a testa con Steve Gambarin, mentre fuori dai giochi c'è il Movimento 5 Stelle. Andiamo a San Giorgio in Bosco, dove vince Nicola Pettenuzzo. San Pietro in Gu Paolo Polati. A Terrassa Padovana Modesto Lazzarin. Massimo Cavezzana a Tribano. A Urbana unico candidato Michele Danieletti vince. Villestense Palo Oppio vince unico candidato. Questi sono i risultati fino a questo momento. Logicamente sono molto utili, perché stanno continuando ad arrivare anche gli altri risultati dei comuni in cui si vota. Anche a Selvazzano, una delle città dove è possibile il ballottaggio, c'è una sfida aperta tra Giovanna Rossi del Fronte Civico, mentre al secondo posto ci sarebbe Antonio Francon. Potrebbe non esserci un ballottaggio dalle prime indiscrezioni, ma questo è tutto da vedere ancora. Insomma, adesso ci ricollegheremo tra poco con i nuovi risultati.